Seven, in questo numero. Friday for Future, anche in Calabria, migliaia di giovani nelle piazze. Ambiente e rifiuti. Delibera revocata, l'ecodistretto Ato a Cosenza non sarà a Murano. Cotticelli, no alle assunzioni dei precari, la legge è invalicabile. Salvini a Cosenza, il teatro Morelli applaude, la piazza manifesta e dissente. Bentrovati, questa volta però 15 giorni dopo. Intanto vi ringraziamo. Vi ringraziamo ancora una volta per averci scelto e soprattutto per le dimostrazioni di gradimento relativamente a questo settimanale che è curato dalla redazione giornalistica, e quindi un ringraziamento per tutti i giornalisti che operano e lavorano a TEN, ma soprattutto per Attilio Sabato, che è il direttore di rete, e poi soprattutto oggi che arriviamo con questa versione quasi autunnale, nonostante poi il clima ci dica cose diverse, perché il sole splende alto nel cielo e soprattutto le temperature sono miti, una nuova scenografia, per cui di questa novità ringraziamo soprattutto il nostro regista che è Luca Chito. Di cosa parliamo questa settimana? Intanto facciamo un'analisi di quello che è successo durante la settimana relativamente alla capitale, e quindi la nazione, l'Italia intera, perché c'è ancora un governo, una neoformazione che sta cercando delle misure, ci sono anche delle contromosse ovviamente che arrivano dai renziani, e tutto questo si riflette inevitabilmente su quelle che poi sono le politiche regionali, politiche di una regione come la nostra, che è la Calabria, che tra poco, speriamo quanto prima, dovrà affrontare le elezioni di un nuovo Consiglio regionale, di una nuova giunta regionale, quindi di una nuova amministrazione, e in questo caso c'è la singolar tensione che non smette in nessun modo tra il PD nazionale, quindi la segreteria nazionale, e il commissario regionale, e quelli che poi sono invece le organizzazioni di partito a livello locale, che invece hanno dimostrato di sostenere il governatore Oliverio, che vuole ricandidarsi, che voleva fare le primarie, alle quali ovviamente ha rinunciato. Dall'altra parte c'è anche la candidatura che è proposta da Forza Italia regionale per quello che riguarda Mario Chiuto, ma che pare che in questa settimana importante Salvini abbia un po' come dire, osteggiato, se non trascurato, diciamo così. Nel frattempo però i problemi della nostra regione continuano, e continuando questi problemi continuano anche rispetto a quelli che poi sono i problemi dell'Italia, della nostra nazione, quindi, ma anche del mondo, che riguardano soprattutto l'ecologia. E quindi per Friday for Future sono stati migliaia gli studenti e i giovani in Calabria a manifestare. Centinaia di ragazzi in Calabria hanno partecipato al Fridays for Future, la manifestazione per la difesa dell'ambiente. Flash mob, cortei festosi e colorati per le strade delle città, tanti cartelli e gli slogan contro la politica accusata di non adottare iniziative adeguate per la tutela del clima e la sostenibilità ambientale. Gli studenti chiedono, sull'esempio di Greta Thunberg, maggiore impegno per la difesa del pianeta, la mobilitazione in 150 città italiane con oltre 1 milione di partecipanti. Quello di oggi è il terzo sciopero globale che vede le giovani generazioni alzare la voce e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'abbandono delle fonti di energia fossili e il cambiamento delle abitudini quotidiane per garantire il futuro della Terra. Noi siamo con Greta e vogliamo far vedere ai politici che oltre a pensare alle merendine devono anche pensare alla plastica. Che anche in Calabria, anche a Vibo Valentia, delle tematiche così importanti vengono sentite e vengono accolte da tutti i nostri rappresentanti di scuola e di tutti i nostri alunni. Ascoltiamo di più la scienza e rompiamo il silenzio, il messaggio che parte dalle giovani generazioni anche nelle piazze calabresi alla politica. Bisogna creare una giustizia climatica
puntando sulle energie rinnovabili, e bisogna partire anche dai territori come la Calabria, che ha un grande patrimonio ambientale e forestale, per dare dei segnali di discontinuità a politiche che in questi anni non hanno risparmiato ovviamente l'ambiente, anzi lo hanno aggravato, hanno creato condizioni veramente di difficoltà, arrivando appunto ad arrivare a questa emergenza climatica. Insieme a tanti studenti e rappresentanti di associazioni e movimenti civici hanno partecipato in gran numero anche docenti e genitori, che sono stati i protagonisti delle manifestazioni. A Reggio, Cosenza, Catanzaro, Crotone e Vibo i manifestanti hanno chiesto alle amministrazioni comunali la dichiarazione di emergenza climatica con l'adozione di provvedimenti conseguenziali. I manifestanti hanno anche riferito che ai rettori delle università calabresi e ai dirigenti scolastici sarà chiesto di acquistare borracce no plastic e di regalarle agli studenti. Si chiama Greta, è un'adolescente e sappiamo che ha poco più di 16 anni e ha sollecitato l'intero mondo perché non ne abbiamo un altro in ricambio. E tante le giovani generazioni, ma non solo le giovani generazioni, che hanno aderito a questo suo messaggio, ma soprattutto a questo impegno nel quotidiano, che sta dando i suoi frutti. Poi ci auguriamo che possa andare avanti, perché intanto in questa manifestazione che vi abbiamo rappresentato e manifestato con questo servizio sono successe delle cose positive. Abbiamo visto anche che a Cetraro e in tante spiagge del litorale calabrese, sia tirrenico che ionico, gli studenti, i giovani hanno raccolto la plastica per differenziarla, e poi noi ci auguriamo che chi ci governa possa avere una sensibilità ancora maggiore, tant'è vero che il loro appello si è rivolto a chi governa e dirige le massime istituzioni regionali. Per parlare di ambiente, di ciò che andiamo incontro e di quelle che poi sono le differenze climatiche che stanno danneggiando un po' tutto quanto l'ecosistema, passiamo all'agricoltura e passiamo in Sila, perché le colture proprio in Sila sono a rischio. Le bombe d'acqua con cui facciamo i conti sempre più spesso negli ultimi anni, o il caldo record dell'estate appena trascorsa, sono conseguenze dei cambiamenti climatici. Lo sanno bene gli agricoltori, che ad esempio nella Sicilia occidentale hanno sostituito le colture tradizionali di pomodoro pachino con papaya e banane. In Calabria le aziende scelgono di difendere i prodotti tipici, ma sono costrette a cambiare strategia. Noi come Confagricoltura intendiamo dare un segno a quello che è il cambiamento climatico per le nostre aziende, soprattutto pensando ad una migliore meccanizzazione, a un'agricoltura più di precisione, quindi ad un risparmio idrico fatto in maniera strutturata. Noi cerchiamo di aiutare anche le aziende in questo, abbiamo una convenzione come Confagricoltura con la Metafin, che è un'azienda leader in quella che è il risparmio idrico, un'azienda israeliana. Israele è il primo paese che ha cominciato a pensare a quello che era la difficoltà di irrigare, proprio perché le caratteristiche ovviamente geografiche non gli consentivano di sprecare l'acqua, quindi sono partiti molto in anticipo rispetto a noi. Questo è una delle possibilità che noi abbiamo messo in campo. Si fatica di più oggi nella coltivazione delle patate in Sila piuttosto che degli agrumi nella Sibaritide? Si fatica di più, si spende molto di più, questo è un grande problema, perché proprio il fatto di avere degli sbalzi e di dover affrontare delle avversità costa all'agricoltore sempre di più. Noi da questo punto di vista abbiamo anche messo in campo un'attività assicurativa, perché è l'unica alternativa per avere un sostegno al reddito per le nostre aziende, perché altrimenti rischierebbero di avere annate veramente con guadagni zero. Si pensi alla campagna olearia dell'anno scorso, è stata fallimentare. Gli addetti ai lavori in difficoltà si proteggono con le polizze. Il cambiamento del clima fa lievitare i costi delle aziende, i prodotti costano di più, la spesa per le famiglie aumenta in un lento ma inesorabile effetto domino. In questa prima pagina di questo numero di Seven trattiamo i temi legati all'ambiente, partendo proprio dal Friday for Future, ma tutto quello che danneggia questo nostro mondo che rischiamo di perdere a nostro scapito, a scapito anche delle generazioni future, passa inevitabilmente anche dai rifiuti. Per parlare di rifiuti parliamo di Morano, perché si era detto che il lato di Cosenza
aveva individuato il luogo per l'ecodistretto sicuro, ma la città di Morano si è ribellato, il sindaco di Morano ha ritirato la delibera, per cui siamo di nuovo punto e da capo. Il sindaco di Morano Calabro, Nicolò De Bartolo, oggi a Cosenza ha formalizzato nel corso della riunione del Lato la revoca della delibera di giunta con la quale candidava il territorio della cittadina del Pollino ad ospitare l'ecodistretto, impianto di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata. Una delibera, ha spiegato, che ha determinato una levata di scudi tanto di esponenti politici quanto di cittadini, pressioni e proteste che hanno indotto il primo cittadino a fare un passo indietro. De Bartolo ha anche rassegnato le dimissioni da vicepresidente del Lato, assicurando però il suo impegno per contribuire a trovare una soluzione all'annoso problema dei rifiuti. Già una soluzione, ma quale? Nessun territorio, a quanto pare, vuole l'ecodistretto. Nel corso della riunione è stata avanzata anche la proposta di mandare i rifiuti all'estero, con conseguenti aggravi di costi. Il commissariamento è dietro l'angolo. Allora, cosa accadrà? Penso che il commissariamento non è una soluzione politica importante, infatti stiamo discutendo oggi in assemblea, anche se non abbiamo ancora raggiunto il numero legale, anche questo è un dato significativo, e spero tanto che si arrivi a una soluzione. Ci sono gli spazi, ci sono le condizioni per poterlo realizzare, d'altra parte c'è il blocco totale del sistema, salta il banco, che significa uno che i comuni che non hanno regolarizzato i pagamenti con la Regione Calabria non potranno più conferire. Due, che forse dobbiamo pensare intanto adesso a mandare i rifiuti all'estero. Pagheremo 4 volte quello che stiamo pagando adesso. Non penso che sia la soluzione migliore ed è necessario che ci sia davvero un momento di responsabilità da parte di tutti. Tenga presente che ho fatto riunioni con tutte le associazioni ambientaliste. Tutte si sono mostrate favorevoli agli impianti, quindi non riesco davvero a comprendere il no. Chi non li vuole così? Ma davvero è un fatto, direi, una disinformazione che viene anche forse da qualche amministratore, che viene anche da qualcuno che attraverso gli enti o altro muove critiche che sono completamente infondate. Questo è il dato, cioè meraviglia questa presa di posizione, ed è necessario che ci sia una controinformazione forte, che si dica che l'ecodistretto non è assolutamente una iattura, tutt'altro, soprattutto questi che abbiamo oggi moderni e che hanno impatto ambientale zero. Noi abbiamo da spendere nel nostro ecodistretto oltre 40 milioni di euro. Significa lavoro, significa rispetto dell'ambiente e significa anche meno tasse, altrimenti è esattamente il contrario: meno lavoro, più tasse, è un problema che non è risolto. Saremmo l'unica provincia d'Italia a non avere risolto il problema. Marcello Manna, sindaco di Rende, quindi dice in maniera chiara e netta quali sono le difficoltà a cui si potrebbe andare incontro, perché Lato, anziché essere commissariato, deve cercare di trovare una soluzione per cercare il punto logistico giusto per l'ecodistretto, e dice quelle che possono essere anche ovviamente le opzioni positive e negative, più negative che positive. Ma parlando di rifiuti e cambiando provincia ci spostiamo a Crotone, perché paradossalmente, nonostante esiste una grande azienda che tratta i rifiuti, ancora siamo all'inizio di quello che può essere una raccolta corretta e differenziata, ma c'è Crotone pulita, per cui viene e verrà avviata la differenziata, e soprattutto però propone Crotone pulita il blocco alle discariche. Da anni si parla dell'avvio della raccolta differenziata a Crotone, la Cenerentola della Calabria, dove resistono i cassonetti spesso stracolmi, ormai diventati oggetti da museo in quasi tutta la regione. Eppure erano stati stanziati 2 milioni di euro per la svolta città pitagorica, e l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti aveva ottenuto l'assunzione di decine di unità per implementare il servizio. Il sindaco pugliese a inizio settembre ha dato un ultimatum e ottenuto l'avvio di un'iniziativa pilota in alcuni quartieri dove verranno ridotti i contenitori dell'indifferenziato in favore della presenza massiccia di cassoni per la differenziata, multimateriale, vetro e carta.
Sembra quasi un contentino, visto che in altre aree si procede anche nei grossi centri con il sistema del porta a porta. Chissà che la spinta del nuovo comitato Crotone Pulita non riesca ad accelerare il percorso della città verso l'ottimizzazione del servizio. Il comitato, composto da oltre 30 realtà del terzo settore, è sorto proprio alla luce dei recenti sviluppi dell'ennesima emergenza rifiuti regionale, che rischiano di comprometterne definitivamente il presente e il futuro di un territorio già martoriato da gravi problematiche come quello crotonese. Crotone Pulita intende operare per migliorare la qualità della vita dei cittadini, mettendo al centro della sua azione la questione ambientale. Il comitato punta principalmente proprio sull'avvio della raccolta differenziata, al blocco definitivo dell'ampliamento della discarica di Columbra e alla realizzazione di nuove discariche nella provincia crotonese, promuovendo il riciclo e il riuso dei materiali di scarto, nell'ottica di una gestione efficiente ed ecosostenibile del ciclo dei rifiuti. La questione ambientale, ed è attraverso questi primi servizi e quindi questa prima pagina noi abbiamo provato a sollecitare tutti quanti noi ad un'educazione ambientale che dovremmo pretendere e soprattutto esercitare. Ma cambiamo e voltiamo pagina parlando di un altro annoso problema relativamente alla nostra regione, quale la sanità. E il primo servizio di questa nuova pagina riguarda l'incontro che c'è stato tra Oliverio, il presidente, quindi nonché governatore regionale, e il ministro Speranza. Anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, è rimasto colpito dalla situazione in cui versa la sanità calabrese. Conoscevo, ma non immaginavo si fosse arrivati a tanto. Pare siano state queste le sue parole, retroscena di un incontro chiesto e ottenuto dal presidente della regione, Mario Oliverio. Nei fatti, dopo la riunione politica, si è insediato a Roma il tavolo tecnico, formato da tecnici del Ministero e della Regione per affrontare le priorità calabresi, 3 in tutto. La prima riguarda il personale, prevista la proroga di 1 anno per le graduatorie, la seconda riguarda l'assetto delle aziende, terzo punto beni e servizi. Intanto il rivallo stretto in Commissione Sanità a Palazzo Campanella, prevista l'audizione del commissario Saverio Cotticelli, del direttore generale Belcastro e del delegato alla sanità Franco Pacienza in merito alla legge regionale sul precariato. Ci pare di capire che la soluzione ai problemi degli ospedali che disperatamente chiedono personale non sarà immediata, anzi c'è un caso nel caso, perché se i dati ufficiali parlano di 5.000 posizioni scoperte nella sanità in Calabria, il subcommissario della sanità, la dottoressa Maria Crocco, fa sapere che non c'è una condizione emergenziale. Dunque le assunzioni attese nelle corsie dipendono dal cosiddetto fabbisogno che la struttura commissariale dovrebbe presentare al Ministero. L'ultimo documento presentato, secondo le notizie in nostro possesso, risale al 2016, ben 3 anni fa. Insomma, una situazione complicata, difficile, un labirinto di posizioni politiche diverse che, tanto per cambiare, pagano i cittadini. Ed è chiaro che questo ci sembra un déjà vu, un già visto, perché ogni ministro che si insedia, che ha a che fare relativamente al rapporto con la sanità calabrese, dice che è una situazione incredibile, indicibile, che è un disastro, ma ciò non basta, perché noi vi ricordiamo che mesi or sono fu addirittura da decreto venne trasformata in legge questa legge sulla Calabria, sulla sanità in Calabria, che comunque non ha sortito ancora alcun effetto. Infatti pensate che il prossimo servizio riguarda proprio Cotticelli, il generale che è venuto a commissariare la sanità in Calabria per ordine dell'ultima formazione di governo, non quella attuale, ma dice Cotticelli non alle assunzioni dei precari perché la legge di Stato è invalicabile. Il commissario d'Acta per l'attuazione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Calabria, il generale Saverio Cotticelli, ha messo un punto fermo sul precariato calabrese. La legge è invalicabile, ha detto nel corso dell'audizione in Commissione Sanità del Consiglio regionale. Vietate dunque le 500 assunzioni perché rappresentano un numero che non è stato assorbito dai pensionamenti. Il generale Cotticelli dunque tronca le speranze e, rispondendo ai vertici delle aziende ospedaliere e sanitarie calabresi, aggiunge: sul precariato è una guerra tra poveri. Poi il commissario
ed ACTA chiede: perché sono stati fatti i concorsi senza stabilizzare? Il problema dei precari va affrontato alla radice, aggiunge, dando ai nostri giovani certezze e stabilità per il futuro. Bisogna gettare la maschera, essere concreti e dire la verità. Il generale Cotticelli dice di comprendere il dramma dei precari, ma la legge, ribadisce, è invalicabile. È stato fatto il fabbisogno che il commissario trasmetterà al tavolo, che però ha vietato di fare assunzioni. Durante la seduta il commissario ad ACTA Cotticelli ha poi formalmente assunto l'impegno ad autorizzare l'immediata assunzione dei 65 operatori sociosanitari in graduatoria nell'ASP di Vibo Valentia. E intanto, al termine della seduta, la terza commissione del Consiglio regionale ha approvato all'unanimità un progetto di legge contenente provvedimenti urgenti per garantire l'erogazione dei servizi sanitari, la cosiddetta salva precari. E quindi finché ci siamo, Cotticelli da una parte vuole salvare i precari, poi dice che la legge è invalicabile, nel frattempo la Regione però approva una legge che salva i precari, ma Cotticelli dice che questa legge verrà bocciata. Ricapitoliamo. Il Consiglio regionale della Calabria varerà la legge salva precari, ma il commissario Cotticelli ha già fatto sapere che verrà bocciata, in quanto tutto ciò che riguarda questo genere di provvedimenti in sanità è di stretta competenza del commissario. E allora di che parliamo? Se non è una fregatura, ci somiglia molto. Morale della favola, tutta a casa i precari? Allo Stato pare proprio di sì. Notizia questa non proprio bellissima, anche per gli 80 OS licenziati dall'Annunziata e ai quali Cotticelli a Cosenza, nella riunione che si è svolta in prefettura, si è espresso così. Io ho parlato molto chiaramente con la Coop Service e l'altra società che è subentrata, la Multiservice, e ho detto loro che nessun lavoratore deve essere licenziato. Questo è un dato, perché se uno di loro viene toccato, io so quello che devo fare per i contratti che legano le aziende sanitarie a queste società. Nessun lavoratore sarà toccato, devono passare sul mio cadavere. Certo che nessun posto di lavoro verrà perso, ma la condizione è che saranno demansionati. Altra bella fregatura. E proprio stamattina la direzione dell'azienda ospedaliera di Cosenza ha fatto partire le lettere indirizzate ai lavoratori per rivedere il contratto. Finisce qui? No, perché lunedì prossimo a Catanzaro è prevista la manifestazione di altri precari. Ma c'è qualche buona notizia che riguarda 65 operatori dell'ASP di Vibo, per i quali è stata autorizzata l'assunzione. Altra notizia buona arriva da Palmi e riguarda la costruzione del nuovo ospedale, per il quale pare, la certezza non v'è mai in questi casi, la firma del contratto è fissato per il 9 ottobre prossimo venturo. Chiusa la parentesi della speranza, aperta quella della concretezza. Sia ben chiaro, se da Roma non giungeranno segnali confortanti, per la sanità calabrese sarà dura. Tutto questo non fa che generare una confusione in chi poi cerca di raccontarvelo e in voi soprattutto che ascoltate. Qui necessiterebbe un grande confronto. Nel frattempo però, visto che sono tanti i numeri scoperti per quello che riguarda il fabbisogno nella sanità in Calabria, sono 1045 gli OS che sono stati ritenuti idonei dopo una preselezione, ma intanto il concorso risulta essere bloccato. Loro sono una parte dei 1045 operatori sociosanitari che lo scorso mese di aprile hanno superato la preselezione per il concorso bandito dall'azienda ospedaliera di Cosenza per l'assunzione di 24 OS, ma il commissario Cotticelli ha bloccato tutto. Oggi hanno inscenato un sitting davanti ai cancelli dell'Annunziata per chiedere la riapertura delle procedure concorsuali. Noi chiediamo lo sblocco del concorso perché comunque meritiamo di finire il concorso, meritiamo che i nostri sacrifici vengano comunque premiati, ma lo sblocco del concorso serve anche ad andare a riempire queste figure che sulla pianta organica dell'ospedale di Cosenza, come tanti ospedali, ad oggi sono al di sotto dei numeri della soglia minima. Noi chiediamo la legalità da parte del commissario, fare le cose di norma di legge. Molti di questi lavoratori sono precari da anni, eppure nelle corsie ospedaliere manca personale, c'è carenza di medici, infermieri e OS, ma ad oggi è tutto bloccato. Abbiamo fatto pure dei sacrifici magari per passare la preselezione, cioè, anch'io ho una certa età, diciamo, rimettermi di nuovo a studiare, quindi è stato un po' un sacrificio per me anche in più. E sono 11 anni più o meno, sì.
lavoro come precario con delle cooperative, con dei progetti così, quindi vado avanti in questo modo. Ho famiglia, ho 2 figli pure piccoli. Non ci sono soltanto i 92 OS della Coop Service, dicono, ma la loro, sottolineano, non è una guerra tra i poveri, chiedono soltanto il rispetto delle regole. E a breve chiederemo al generale Cozzicello un incontro per cercare di sbloccare questa situazione che purtroppo questo decreto Calabria ha creato solo una grande confusione, una guerra tra poveri che purtroppo non porta a nulla di buono a questa sanità che è sempre più allo sbando. Una legge di fatto che ha manifestato un inganno per tutti coloro i quali lavorano, chi da 25, chi da 11 anni in Calabria, nonostante poi la sanità ci dice, ci restituisce una cartolina dall'inferno perché mancano le unità lavorative all'interno degli ospedali e anche come conseguenza di ciò questi stessi ospedali non funzionano. L'ultimo servizio che invece vi regala questa ultima puntata di Seven di questa settimana riguarda all'inizio della settimana perché c'è stata la visita dell'ex ministro degli interni Salvini a Cosenza, che non ha potuto inaugurare la nuova sede della Lega che doveva essere al centro di Cosenza per una ragione probabilmente di sicurezza, ma che ha trovato un teatro Morelli gremito, ma altrettanto piazze e vie piene di persone che hanno manifestato e soprattutto dissentito. Questa è Cosenza che manifesta e lo fa democraticamente. Nessuna provocazione, nessun incidente, un no al leader leghista e alla sua politica sovranista. Il lungo pomeriggio è scivolato via tra slogan, manifesti e canti, davanti all'occhio vigile delle forze dell'ordine. Una città blindata che si è ritrovata in piazza per esprimere il proprio dissenso, senza però impedire ai simpatizzanti della Lega di assistere serenamente in teatro alla performance del loro leader, al quale dalla platea è stata lanciata una felpa con la scritta Cosenza, che però Salvini non ha indossato, magari suscitando un po' di delusione tra chi lo aveva omaggiato. Capita nella concitazione di quei momenti, fuori il no convinto, dentro il sì possibile. Aspettative e timori hanno bruciato l'attesa, quella della politica, della curiosità, quella del dissenso manifestato con decisione. Salvini sapeva benissimo che Cosenza lo avrebbe accolto così. Sapeva altrettanto bene che non avrebbe potuto osare come ha fatto da altre parti. La città dei Bruzzi, per storie e tradizioni, non poteva legarsi, parafrasando uno slogan molto gettonato nei giorni che hanno preceduto l'arrivo dell'ex ministro in città. Ha finanche rinunciato ad inaugurare la sede del partito in piazza 11 settembre, forse consigliato dalle forze dell'ordine. Il Salvini capo del partito, nello storico Morelli, ha galvanizzato i suoi, esposto i progetti della Lega e raccontato che per le regionali consegnerà al partito calabrese la responsabilità delle scelte che dovranno essere incentrate al rinnovamento. Niente nomi, niente indizi, ma solo l'impegno a disegnare un nuovo inizio. Insomma, a Cosenza Salvini ha detto ciò che forse i suoi seguaci si aspettavano di sentire. Molto del già visto e già sentito, nulla di straordinario o di eclatante. A Cosenza il leader della Lega incassa la forte e determinata contrarietà al suo progetto politico, come del resto sperimentato già in altre città della Calabria, nelle sue ultime uscite. Insomma, era e resta difficile il rapporto tra l'ex ministro e il popolo calabro. Difficile, molto difficile. Tra quest'ultima notizia e la prossima puntata di Seven mancano 7 giorni. 7 giorni che saranno di notizie, di nuove, ci auguriamo, buone proposte per la nostra regione, di grandi novità, ma nel frattempo vi lasciamo ringraziandovi per l'ascolto che ci avete dato, consigliandovi di stare sul 10 che è TEN, il canale dell'informazione, e ovviamente frequentate quelli che sono gli avamposti culturali di questa nostra regione, dalle librerie alle biblioteche, ai teatri, ai luoghi di musica, ma anche alle ultime manifestazioni che ci regalerà questo scorcio prolungato d'estate in attesa dell'autunno. Alla prossima quindi.